Siamo con Cristian Contini alla Biennale di Venezia e siamo in particolare all'isola di San Clemente per un evento. Quali sono le nuove direttrici dell'arte contemporanea che tu consigli di seguire per chi vuole investire in arte? Innanzitutto pittura, scultura, arti decorative, oggetti. Oggi l'arte contemporanea sta prendendo diverse direttrici e spesso le nuove non cancellano quelle più vecchie, usiamo questo termine. Sicuramente bisogna comprare sempre quello che ispira interiormente ognuno di noi per la propria sensibilità, per la propria cultura, per il proprio piacere estetico. Poi ci sono tantissimi artisti oggi che comunque, la Biennale ne è l'esempio, si stanno mostrando al pubblico e stanno creando nuove correnti, nuove direttrici appunto verso le quali rivolgersi. Oggi anche vecchi stili pittorici, artistici come ad esempio il mosaico stanno tornando alla ribalta con artisti come Emanuele Sari, che è un artista di cui tra l'altro faremo un evento a fine maggio proprio qui a Venezia dedicato a lui, che si riappropria della tecnica del micromosaico inserendo all'interno di questi dipinti, di queste opere, personaggi storici o contemporanei riletti in chiave chiaramente più moderna. Quali sono le vostre vittorie come galleristi negli ultimi 10 anni, quegli artisti che vi hanno dato grande soddisfazione? Sicuramente noi lavoriamo con tanti artisti storici importanti, io mi dedico molto al contemporaneo, ormai da 15 anni vivo a Londra e ho la fortuna e il piacere di lavorare con uno dei più grandi street artist al mondo, che è Endless, famoso per la famosa regina che fa la linguaccia, oltre alla militare, che tra l'altro un'opera è acquisita nella collezione permanente degli Uffizi, il primo street artist a fare la Biennale di Venezia, quindi un artista street ma molto più identificabile come artista sociale, che ha saputo ridare luce a una tecnica, quella della street. Come Bansky, insomma, sì, questi personaggi sono straordinari. In una maniera però molto più propria, molto più criptica, se vogliamo, anche in un certo senso rispetto di Banksy. Poi abbiamo Michelangelo Galliani, che è uno scultore italiano, parlando di scultura, molto molto importante, anche lui ha fatto la Biennale di Venezia, grandi collezioni, adesso ha diversi progetti molto importanti anche all'estero, e restando sempre in chiave di artisti invece inglesi, David Bagby, che è famoso per queste sculture che proiettano l'ombra, è stato quello che l'ha inventata la tecnica. Poi oggi ci sono molti artisti che, diciamo così, un po' lo emulano, non riuscendo chiaramente in toto a ricreare queste atmosfere che lui è molto bravo a trasmettere. Insomma, ci sono tanti artisti che noi abbiamo la fortuna di rappresentare. I giovani come comprano l'arte? Adesso ci sono molti giovani ricchi, affluenti, che nelle loro case vogliono avere delle opere d'arte contemporanea, comprano qualcosa di stupefacente o qualcosa da meditazione? Sicuramente la parte impattante scenografica oggi è richiesta, nel senso che la parte meditativa poi è una conseguenza dell'aspetto prettamente estetico. Sicuramente c'è una ricerca anche da quel punto di vista, infatti noi negli anni ci siamo anche spostati sulla fotografia con Jeff Roth, che è stato per anni il fotografo della Casa Reale, il fotografo di tutti i grandi della moda. Prossima settimana avremo proprio a Londra, inaugureremo il 14 maggio una bellissima mostra, la prima antologica di Willy Christie, che è uno degli ultimi grandissimi fotografi del Novecento, che ha fotografato le più belle scene del film di James Bond, dalla Spia che mi amava, ha fatto ritratti a Cary Grant, Marilyn Monroe, Mick Jagger, Grace Jones, David Bowie, per citarne alcuni. Certo. E tra l'altro la mostra che faremo la prossima settimana ci sarà lui, e probabilmente anche un ospite a sorpresa proprio di questi shooting. Però diciamo il gusto sicuramente oggi non è più come una volta che chi comprava la foto magari non comprava la pittura, si cerca molto di più la contaminazione e anche il dialogo tra tecniche ed epoche diverse. Ultima cosa, allora, se io compro qualcosa e voglio essere sicuro
di un acquisto di qualche cosa che poi posso rivendere. Come si compra? Bisogna avere della documentazione. Quale documentazione? Dipende se, allora, intanto stiamo parlando di storico, quindi di Novecento storicizzato, lì ci sono gli archivi, ci sono comunque Certo, le c'è il case, repertorio le che fondazioni, sì, esatto. si occupano dell'archiviazione e della catalogazione delle opere. Invece ci sono artisti contemporanei, chiaramente consiglio sempre di comprare nelle gallerie note, che danno comunque la garanzia di quello che vendono e anche un supporto in caso eventualmente fossero interessati poi a rimettere sul mercato delle opere, piuttosto che cercare l'affare risparmiando qualcosa magari senza avere la scelta che chiaramente si può avere nella galleria di riferimento di quell'artista e avendo poi un supporto tecnico, scientifico e di archiviazione importante.